Giuseppe, cominciamo dalla fine, dalla bellissima festa dello scorso weekend con gli amministratori, i dipendenti e tanti amici. Sì, non posso negare che per me è stata una grande emozione e anche una grande soddisfazione condividere alla fine di un percorso lavorativo una serata con tutte le persone che mi sono state veramente di supporto, che a volte mi hanno anche sopportato, e quindi mi riferisco in particolare ai dipendenti, ma anche ai amministratori e anche ai tanti ottimi consulenti che hanno sicuramente dato un contributo, un apporto importante alla mia attività. Il segretario comunale si trova spesso tra l'incudine e il martello della diatriba politica. Lei è sempre riuscito a guadagnarsi la fama di arbitro imparziale, una bella soddisfazione. Sì, certamente, perché il ruolo del segretario deve essere, da questo punto di vista, assolutamente super partes come garante della legalità nel comune, però ci tengo a sottolinearlo, io l'ho anche sempre inteso come un ruolo di colui che deve farsi carico degli obiettivi, dei programmi, degli organi di governo e portarli a compimento, quindi duplice veste, quindi garante della correttezza dell'azione amministrativa, ma anche quello che dirige e sprona la struttura organizzativa perché porti veramente a compimento gli obiettivi e i programmi che gli amministratori ci hanno dato, e sempre il tutto sempre con la massima attenzione verso il cittadino utente, che è il nostro vero arbitro, che è quello che ti dà il riscontro se effettivamente il nostro operato è stato positivo o meno. Come direttore generale si è trovato nel difficile compito di motivare dei dipendenti pubblici. Come ci è riuscito? Allora, anche qui sarebbe un discorso molto lungo. Credo che se ho ottenuto dei risultati positivi è proprio quello di aver investito molto sulle risorse umane. Penso di essere stato, questo è un dato di fatto, uno dei pochi che fin dall'inizio del 2000, prima ancora della riforma Brunetta e adesso lo ribadisce anche la legge Madio, ha fatto molta formazione sui dipendenti, non tanto sugli aspetti tecnici, che questo ci sono i corsi che vengono fatti per aggiornarci sulla conoscenza delle leggi che in continuazione escono, ma proprio per affinarli anche dal punto di vista relazionale e organizzativo, che è la vera sfida, che tutti poi anche ora le leggi lo dicono a parole, ma che poi nei fatti è questa veramente la sfida per poter coniugare l'efficienza e l'efficacia all'interno di un apparato amministrativo come quello della pubblica amministrazione. Un aneddoto curioso della sua lunga carriera? Beh, questa è una domanda molto impegnativa, perché avendo avuto veramente tanti sindaci ottimi come amministratori, ma anche che ho molto stimato anche come persone, rischierei di far torto a qualcuno. Però, se devo citarne uno, mi piace ricordare quando per Gentino Breda, dopo una lunga battaglia, a volte anche senza il supporto delle istituzioni, per estirpare dei vigneti abusivi nella pregiata zona dei Palù, poco dopo quel periodo eravamo a pranzo insieme in un ristorante, un cittadino che nessuno di noi conosceva si è alzato, è venuto lì da Pergentino, gli ha detto: è lei il sindaco di Moriago? Pergentino l'ha guardato, quasi non dico preoccupato, e questo permetta che gli dia la mano perché è veramente un sindaco dalla parte dei cittadini. Poi noi l'abbiamo ringraziato, eccetera. Il cittadino si è allontanato, ho guardato di sottecchi Pergentino e ho visto una lacrima scendere sulle sue guance. Beh, queste sono le cose che sicuramente per un sindaco, ma anche per me segretario, che credo di averli sempre affiancato nelle loro sacrosante battaglie, ti danno veramente molta soddisfazione, e è il vero riscontro se quello che stai facendo è più o meno corretto, più o meno opportuno. Come vede il futuro dei piccoli comuni? Saranno destinati alla fusione per sopravvivere? Beh, io mi auguro di no, perché sono i dati che parlano chiari. La spesa storica pro capite è più alta nei comuni grossi che nei comuni piccoli, il che dovrebbe portare a qualche riflessione. Per la mia personale esperienza poi ho sempre riscontrato, frequentando dal comune alla provincia, alla regione, ai ministeri e altri enti sovraordinati, che l'efficienza è veramente inversamente proporzionale alle dimissioni dell'ente. Se poi devo aggiungere una mia considerazione personale, è questa: nel piccolo comune ci sono tantissime persone, associazioni, volontari che operano veramente con grande cuore e generosità perché gli sta a cuore il loro territorio,
se domani dovessero essere fagocitati da realtà più grosse, rischiano veramente di sparire, e anche zone bellissime come quelle pedemontana, della nostra pedemontana o dell'Alta Marca trevigiana, rischierebbero veramente di perdere tutte quelle persone che oggi le tengono in vita, che gli danno anche tutta una serie di iniziative che le portano appunto a eccellere in tante situazioni. Diversamente la vedo molto difficile. Se potesse tornare indietro, rifarebbe il segretario comunale? Beh, assolutamente sì. Io credo che è un lavoro particolare, è un lavoro faticoso, è anche un lavoro solo a volte, perché tu sei in mezzo tra l'apparato gestionale che deve portare avanti appunto la propria attività secondo le indicazioni dei politici, e i politici che a loro volta hanno le loro giuste anche pretese. Ecco, trovarsi in mezzo a questa situazione e dover mediare è chiaro che ti porta anche a volte a espletare un ruolo solitario. Però allo stesso tempo è un ruolo anche di grande soddisfazione, e ti porta a conoscere tantissime persone, vivere tante fattispecie, anche in tanti casi veramente anche entusiasmanti, che ti fa avere alla fine un bagaglio veramente di tante esperienze che ti arricchiscono moltissimo, non solo dal punto di vista professionale ma anche umano. Come sarà la vita di Giuseppe Munari dal 1° di agosto? Beh, siccome tanto per non farmi mancare niente, gli ultimi 15 giorni lavorativi, cioè da qua al 31 luglio, ho 6 consigli comunali, oltre a diverse altre giunte e altre attività da chiudere, penso che il mese d'agosto lo passerò a riposare. Poi rifletterò con calma, anche se fortunatamente ho tante amicizie e tanti interessi, per cui non sono preoccupato di dovermi eventualmente annoiare. Per il resto vedremo, e preferisco non fare alcuna previsione in questo momento.